Ben trovati dalla terza pagina della cultura della vostra emittente che in questo fine settimana è dedicata ad un evento davvero speciale. Lunedì scorso alle ore 19 abbiamo avuto l'onore di partecipare, presieduta da Sua Eminenza il Cardinale ed Arcivescovo Beniamino Stella, prefetto emerito della Congregazione per il Clero, alla solenne celebrazione eucaristica per la riapertura della chiesa parrocchiale di Col San Martino al termine dei lavori di un restauro di circa un anno degli affreschi opera del professor Guido Cadorin, l'ultimo dei frescadori veneziani, diretto erede dei maestri quali Tiepolo e Veronese. Solo per dire, il maestro Cadorin a metà degli anni '20 ha dipinto i saloni dell'Hotel Ambasciatori, oggi Grand Hotel Palace in via Veneto, di fronte all'ambasciata americana. Un patrimonio coperto dalle tavole per circa 40 anni per una bomba esplosa sul tetto colpita da un fulmine durante un temporale. Ma anche Sua Eminenza il Cardinale Stella è, se ci è concesso dire, di casa. È nato infatti a Pieve di Soligo, dove ha ancora famiglia, nemmeno 10 chilometri di distanza dalla nostra amata chiesa intitolata all'Annunciazione di Maria. Per l'occasione ecco l'idea di dedicare questa nostra terza pagina alla produzione più bella realizzata in chiesa ai tempi del parroco Don Carlo Maccari, purtroppo costretto ad un periodo di riposo per motivi di salute, il quale si era impegnato non poco per togliere le tavole da affreschi di una bellezza e valore unici. Ma a completare l'opera è arrivato un degno successore, Don Francesco Salton, peraltro eccellente organista, anche lui sacerdote di cultura. Un onore condiviso da tutta la comunità la presenza di Sua Eminenza il Cardinale Arcivescovo Beniamino Stella, prefetto emerito della Congregazione per il Clero, e per noi almeno altrettanto onore poter ringraziare Don Carlo Maccari, Don Francesco Salton, l'architetto Sabina Favore che ha diretto i lavori, coadiuvata da un team e da lavoratori che impeccabilmente hanno portato a termine un restauro capolavoro per un capolavoro. E passiamo ora al concerto diretto dal grande maestro Vram Cifchan e dedicato interamente a Piotr Ilyich Tchaikovsky. Si inizia con il Valzer dei fiori dalla suite opera 71 dello Schiaccianoci, a seguire il concerto in re maggiore per violino orchestra opera 35, violino solista Paolo Tagliamento, e a chiudere una serata indimenticabile, esattamente come quella di questo lunedì, sempre di Tchaikovsky, il Capriccio italiano opera 45 per l'apoteosi finale. Buon ascolto.
Bene, a modo nostro abbiamo celebrato l'evento di lunedì scorso, quando abbiamo avuto l'onore di partecipare, presieduta da Sua Eminenza il Cardinale e Arcivescovo Beniamino Stella, prefetto emerito della Congregazione per il Clero, alla solenne riapertura della chiesa parrocchiale di Col San Martino al termine dei lavori di un restauro durato circa un anno. Grazie per l'ascolto e arrivederci.